Indietro. Sembra che dorma. È morto, è morto. No, è vivo. Dai, toccalo. Lasciatelo stare, andiamo via. Dai, toccalo. Toccalo tu. No, lascialo stare, indietro. Toccalo, ho detto. Andiamo via. Lascialo fare. Su, dai. Forza, toccalo. Senna! 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 Senna!
Scusi. Si fa un po' in là. Vieni a sederti qui. Alzati. Ancora un po' di posto. Non lo toccare. Siediti qui. Dai, dammi retta. Puoi lasciarlo stare? Ci stanno guardando tutti, per favore. Mi faccia passare. Su, vieni. Devo scendere. Io non lascio mio fratello per la strada come questi. Beh, anche mio fratello. Non si direbbe. A che cosa serve rischiare la pelle? Me lo spieghi? Uno finisce male e basta. Non me ne importa. Affari tuoi. C'è il mio fidanzato dentro. Sì, signorina. Ciao. Ciao. Com'è l'acqua? Niente male. Ascolta. Allora ci hai ripensato. Non parliamo. Devi aiutarmi. Ti ho già detto di no. Non posso farlo da sola. Non è che non ti voglio aiutare. È che non è tuo fratello, vero? No, guarda, non c'entra niente che non sia mio fratello. È che io riesco a controllare le mie emozioni meglio di te. Tutto qui. Per favore. Ti prego, aiutami. No, mi dispiace, io non ti aiuterò mai a fare qualcosa che ritengo sbagliato. E poi tuo fratello lo sapeva a che cosa andava incontro. Ho capito. Andrò da sola. Ma dove vai? Aspetta. L'hai trovato almeno il corpo? È davanti a un bar. Ci passano sopra tutti. Voglio portarlo via di lì subito. Con tutta la polizia che c'è in giro? Sì, Finirai anche tu sulla strada, come tuo fratello. non preoccuparti. Rifletti un momento. Tuo fratello è morto, no? Che differenza fa? Se il suo corpo è lì, oppure lì o da un'altra parte. È morto. E poi la legge la conosci anche tu. Certo che conosco la legge, ma tu non hai capito niente. Aspetta. Parlerò con mio padre e cercherò di ottenere un permesso speciale. Va bene così? Sì, una carta bollata.
Un caffè, per favore. Prego. Ha visto quel ragazzo lì fuori? Cosa? Quello vicino alla porta. È mio fratello. Senta, adesso non c'è polizia in giro. Possiamo nasconderlo nel retro. No, se ne vada, per favore. Stanotte verrei con la macchina e lo porterei via. Meglio che se ne vada. Stupido idiota. La popolazione si è resa conto che i corpi dei ribelli vanno lasciati sulle strade a disposizione delle autorità. I responsabili dell'ordine hanno dato assicurazione che non si verificheranno più incidenti. Salve, va e il tutto Parlamento bene? sta studiando Mettiti a tavola. una No. riforma che corrisponda Sapevi che alle avevamo istanze ospiti. del paese. Per me non preoccupatevi. Sono già al Nessuno lavoro si alcune preoccupa di te. commissioni appositamente designate. Sbrigati e vieni a Nel mangiare. paese regna l'ordine assoluto. I mezzi pubblici sono stati riattivati regolarmente e le attività produttive hanno ripreso a funzionare secondo il ritmo consueto. Molta gente si prepara per l'esodo di fine settimana e si prevede. Si può sapere dove vai? Vado, ho fretta. No, aspetta, tua sorella ci ha detto tutto. E con questo? Non hai diritto di fare di testa tua, lo capisci? E ricordati che questa è casa mia. Va bene, me ne vado. Tientela la tua casa. Caspita, che maniere, non contare su di me stavolta. Guarda, nemmeno io ti aiuterò. Posso mica rischiare l'uniforme. Le iniziative prese dal governo si dimostrano efficaci e trovano il consenso generale dell'opinione pubblica. La legge e l'ordine si fondano sulla collaborazione di tutte le forze democratiche, sull'efficienza della difesa, sulla magnificenza dei valori civili, sulla coesistenza. Che maniera, che educazione. Una signorina. Gamin Jackson. Non ho capito. Cosa vuole? Gamin Jackson. A che lingua parla questo? Do you speak English? Français? Deutsch? Gamin Jackson. Credo che voglia del pesce. Adesso arriva. Ehi, dove va? Non ha pagato. Lasci stare. Ecco, si paghi tutto qui.
Pattuglia 12 a centrale. Pattuglia 12 a centrale. Stavano sgrigia diretta, uscita no. Uscita no. Ci sono testimoni.
Senna. Senna. Ciao, dov'è Antigone? Ciao, non è venuta. Ma c'è il torneo, che è successo? Beh, ha sbattuto la porta e se n'è andata come una furia. A seppellire il fratello, chissà dove. Siete sicuri? Sì, questa era la sua intenzione. E dove l'ha portato? Ne sai niente? Non so nulla, credevo che tu ne fossi informato. Secondo me è un po' matta. Ci vediamo dopo. Ma senti, ti pare il posto adatto? Non c'è nessuno, che vuoi che ci veda? Per favore, smettila. Perché? Preferisci che ti violenti? Vedi, il fatto è che non posso. Che cos'hai? Perché non puoi? Insomma, perché ho l'uniforme, ecco. Beh, te la puoi togliere, dai. Ho fatto il voto. Un voto? Sì, il voto militare, 2 giorni fa. Ma questo cosa c'entra? Senti, tu vuoi che faccia carriera oppure no? Sì, signore. Diventiamo tutti generali. Capito? Rimettetelo giù. Rimetto giù.
telefoni alla polizia. Abbassatevi. Abbassatevi.
Antigone quando aveva 4 anni. Era molto carina, non le sembra? Una bella bambina. Qui quando ha fatto la prima comunione. E questo è il padrino, un mio zio, un colonnello. Questo invece è mio figlio. Un bel ragazzo, non è vero? Dove si trova ora? Un figliolo molto sfortunato. Ah, ecco un'altra fotografia di mia figlia da bambina al mare. Guardi che abbronzatura. Potrei averne qualcuna, signora? Certo, perché no? Ma aspetti, ce ne sono anche delle più belle. Ecco, cosa le sembra questa? Avevo un vestito per un sogno. Vuole un po' di ghiaccio? No, no, grazie. Oggi sua figlia a che ora è uscita di casa? Se n'è andata senza mangiare. Pensi che avevamo anche degli ospiti a colazione? Lei non sa dove può essere andata, signora? No, ma se vuole posso darle l'indirizzo delle sue amiche. Questa volta quando torna deve dare una spiegazione a suo padre. Stia tranquilla, signora. Vedrà. Prenderemo sua figlia entro 24 ore, glielo assicuro. Spero che le insegnerete le buone maniere. Deve scusarsi. È andata via senza dire una parola gentile a nessuno. È stato visto in un bar, parla ostrogoto e disegna pesci. Dicono che c'era anche una ragazza con lui. Che significato ha questo disegno? Non lo so, anche alla centrale si sono rotti il capo per capirlo. Li hanno poi presi? Chi lo sa?
tipi vestiti da prete. Sì, sono entrati adesso. Accidenti, non li potevi fermare. Attenzione, ascoltatemi, vi stanno castrando. In nome del Padre, del Figlio, datevela gambe. In nome del Padre, del Figlio, reagite subito. Attenzione, datemi retta, siete ancora in tempo. Ascoltatemi, vi stanno castrando. Attenzione, ascoltatemi, vi stanno castrando. In nome del Padre, del Figlio, datevela gambe. In nome del Padre, del Figlio, reagite subito. Dove sono scappati quei due? Ho visto 2 soldati uscire di corsa. È la seconda volta che ce li fate scappare. Sono andati a destra o a sinistra? Da quella parte. Presto! Perché l'hai fatto? Era naturale. Dove l'hai nascosto? Sentiamo. Nella madre. Tu ci prendi in giro. Come si chiama? Da dove viene? Dove è scappato? Ci sono degli altri. Dove avete nascosto i corpi rubati? Parla! Nella terra. Sei una bella troia. I nomi. Il pesce. Che cosa significa? Chi vi paga? Chi c'era con te? I nomi. Il solito pesce. Le piace fare la vittima. Sei un idiota. Solo una povera idiota. Vieni, vieni qua. I nomi, parla! I nomi! I nomi!
Questo è l'uomo. Lo hanno catturato alcuni nostri colleghi della televisione, riuscendo a battere sul tempo la polizia. Perché in situazioni come questa, la competizione tra le forze del potere diventa particolarmente importante. L'uomo non parla che una lingua sconosciuta. Una lingua dal suono musicale che difficilmente potrete ascoltare. Infatti, l'uomo parla molto raramente, non risponde alle domande che gli si fanno. Come vedete, l'uomo è eccentrico, strano, insofferente. L'uomo rifiuta qualunque tipo di dialogo con noi, ma in ogni caso non lo potremo mai capire. Non sappiamo ancora che cultura abbia. Forse gli psicologi che abbiamo appositamente convocato per un dibattito sapranno rompere il muro del suo silenzio. Noi azzardiamo questa ipotesi. Ci sembra una specie di Mowgli, l'eroe di Rudyard Kipling, il leggendario ragazzo cresciuto nella giungla con gli animali, allevato dalle bestie. Un momento, ecco, scappa di nuovo, guardatelo attentamente, godetevi lo spettacolo. I cameraman lo stanno seguendo. L'uomo del giorno, Mowgli, come lo chiamiamo noi, si muove nei nostri studi come se fosse nella foresta. State assistendo alla stessa scena accaduta sulla strada, quando i nostri inviati l'hanno raggiunto e catturato, battendo sul tempo la polizia. Le fughe di Mowgli sono brevi. I cameraman non sono delle bestie feroci. Mettiti tranquillo. Bravo, Mowgli. Milioni di persone in questo momento ti stanno guardando. Siediti, non aver paura. Lasciati guardare. L'uomo comunque disegna. È lui che ha fatto quei pesci che potete vedere sui muri della città. Che cosa significano esattamente questi pesci? Ecco, Mowgli scappa di nuovo. Dicevo, sul significato dei pesci non si può dire che le cose siano chiare. Finora esistono varie tesi in proposito, ma gli esperti non si sono ancora pronunciati. L'uomo, ed eccoci al fatto più importante, è stato visto insieme ad Antigone, la ragazza che ha osato rubare i corpi al popolo. Eccovi la foto. Potete guardarla qui alle mie spalle. Osservatela bene, signori. Come? Perché? Per conto di chi questa ragazza che prima d'ora non aveva mai partecipato ad agitazioni abbia preso quell'iniziativa non lo sappiamo. La polizia sta indagando, ma per il momento le informazioni sono coperte dal segreto dell'istruttoria in corso. Le domande sono molte. Qual è il legame con la ragazza? Agiscono da soli o fanno parte di un gruppo organizzato? Sono stati gli unici a mostrarsi insensibili alle disposizioni impartite dalle autorità. Segnatevi mentalmente questo volto. È quello di un uomo che sottrae corpi allo Stato. Quello non manca. Continua lo sciopero della fame. Già. Adesso ti diamo la pappa. Sta fermo, non fa rumore. Giù.
passare. No, non è possibile entrare, abbiamo ordini precisi. Me ne infischio. Sono figlio del primo ministro. Antigone. Sono io. Che è successo? Mi senti? No. Cosa? Sì, no. Non riesco a capire quello che vuoi dire. Prova a ripeterlo. Sì. No. È inutile, proprio non ci riesco a capirti. Ora riposati. Mi hai sentito? Devi riposare. Chiami un dottore. Non ho quest'ordine. Senta, ma non lo vede che sta male? Per favore, chiami un dottore. Non ho quest'ordine. Beh, glielo do io quest'ordine. Chiami un dottore. Non ho quest'ordine. Ti sto dicendo di andare a chiamare un dottore! Ti pentirai di questo gesto. Sei riuscito a vederla? Qui non mi fanno entrare. Sì, l'ho vista. L'hanno massacrata. Non sono riuscito a capire cosa diceva. Cosa le faranno ancora? Non mi hanno voluto dire nulla. Non credevo che facesse sul serio. E adesso? Adesso che ne so. Non ha pensato alle conseguenze. Io non posso proprio aiutarla. D'accordo, papà. Antigone ha avuto torto. È andata contro gli ordini. Questo è verissimo, ma io ho visto come l'hanno ridotta là al posto di polizia. Fa paura, l'hanno picchiata a sangue. È in uno stato terribile. E poi io ti chiedo soltanto di interessarti. Falla portare via, falla portare in un altro posto, ha bisogno di cure. No, non posso fare eccezioni. È accaduto un fatto molto grave. Un ordine preciso delle autorità è stato trasgredito per la prima volta. Sì. E non solo da lei. Insieme c'era anche un giovane. Chi è? Cosa ne sai? Non lo so, papà, non lo so. Io voglio da te soltanto questo. Devi farla spostare da lì. No. Ma perché no? Dai quest'ordine, fai una telefonata, che ti costa? E dopo puoi fare tutte le indagini che vuoi. Non è possibile, ci sono le leggi. C'è un ordine preciso. Ma non sarebbe la prima volta che fai un'eccezione. Ti chiedo solo di fare una telefonata perché venga tolta la polizia. Io non intendo assolutamente modificare gli ordini che sono stati presi, perché è su di essi che poggia adesso la nostra autorità. Sì. Tu vorresti che anche Antigone facesse la fine di tutti quei ragazzi che avete lasciato là, in mezzo alle strade. I morti nella strada servono come esempio, per evitarne altri. Non si devono toccare. Eh già, se non li tocchi non ti ammazzano. Bravi, abili. La morte serve
ad impedire altra morte. È così? Che cosa intendi dire? Quello che ho detto. Sai perché? Siete un branco di assassini. Ora stai esagerando. Sì, siete un branco di assassini. Antigone Voi, la polizia, siete tutti un branco di assassini. Te lo ripeto, assassini. Antigone ha avuto quello che le spettava e io adesso non posso parlarti da padre, ma devo parlarti come responsabile del governo. D'accordo. Ma credo che te ne pentirai. Perché Antigone non sarà sola, te lo garantisco, a fare quella fine lì. Ricordatelo bene. Non sarà sola, vedrai. Adesso non esagerare. C'è un dovere per tutti, che deve essere rispettato. Io ci pisso sopra il tuo dovere. Io voglio che Antigone esca fuori di lì. Adesso, subito. Mi hai capito? Non puoi parlarmi così. Esci. Vattene ora. E calmati. Va via, ti ho detto. Eccellenza, ti pentirai di questo, te lo giuro. Non scherzo. Vorrei trovare un mondo che mai guardasse male le scarpe che ho, se son rotte o no, io me le tengo per me, ma che importanza le scarpe per voi, se ho degli stracci o dell'oro. Io
straccio dell'oro su me, io me li tengo per me, certo non sono per te, vorrei trovare un mondo che so, certo fra noi non esisterà mai, io vedo intorno a me soltanto facce d'are, tu che m'ascolti e che ridi di me, forse non capirai mai che fra noi io son più ricca, molto più ricca di te. Hai troppa Sei libero, puoi andare via. voglia di Ti ho detto che sei libero, ti mandano fuori. altri, vorrei trovare un mondo che so, certo fra noi non esisterà mai, io vedo intorno a me soltanto facce d'are, tu che m'ascolti e che ridi di me, forse non capirai mai che fra noi io son più ricca, molto più ricca di te. Mi hanno detto che urli. Si può sapere perché. E poi cosa fai lì dentro? Ti stai comportando come un bambino. Quello che fai non ha senso, lo vuoi capire? Hai voluto fare la tua bravata, ma non ci sei riuscito perché ti hanno preso subito. Ascoltami. Voltati. Devi dire qualcosa, devi darmela una spiegazione, lo capisci? Per favore, devo sapere che cos'hai in testa. Parla. Su, parla. Io voglio diventare un animale, un animale. Ma che cosa dici? Hai perso la testa? Stai diventando pazzo? Pazzo. Anarchico. Eccentrico. Ribelle. Ma via. Antisociale. Delinquente. Ateo. Omosessuale. Sono tutte parole del vostro catalogo, tutte. Basta, basta, queste frasi le ho sentite 1000 volte. E poi tu cosa vorresti proporre? Sei diventato un intellettuale? Vuoi proporre il caos, la ribellione, il disordine? Voi ora ammazzate. Per favore non dire delle enormità e piantala con queste sciocchezze. Assassino. No, è troppo facile dare dei giudizi del genere, è stupido. È così che ammazzate. Non posso star qui a sentire tutte queste chiacchiere. Io credevo che si potesse ragionare con te. È così che ammazzate. Io non ti capisco, forse non stai bene. Ti manderò un medico, ti farò uscire di qui. Troverò una giustificazione. È stare qui che ti fa male. Ti vengono dei pensieri fissi. Devi liberartene, ti hanno confuso le idee. Devi tornare come eri prima. Se esco di qui, porterò via altri corpi. Ma cosa dici? Se esco ti ruberò ancora i corpi. Ma sto bene anche qui. No, non è possibile. Dimenticherai questi giorni. Finirà presto. Voglio restare qui. No, tu non puoi decidere questo. Sono io a decidere.
Perché sono tuo padre. Sì, decidi tu. Tu sei mio padre. E tu sei il mio padrone. È per questo che sono ubbidiente. E sono un bravo ragazzo. Perché tu sei... Tu sei mio padre. Ma che e sei cosa il mio fai? padrone. Alzati Sei su. il mio padrone, sei mio padre. Trucco? No, botte. Vediamo. Ancora la polizia? Naturalmente. Spero che non abbiano colpito in parti più delicate, signorina. Sono metodi che io deprezzo. È stata sorpresa al circolo ufficiale con un eccentrico, nuda. Beh, io non ci trovo niente di male se si ha il physique du rôle. Lei ha compiuto un gesto che per suo fratello lo si potrebbe anche capire. Ma perché ha voluto continuare? Nessuna delle famiglie, infatti, ha preteso i corpi. Lei ha agito spinta da un problema di coscienza, vero? Non capisco. Lei crede di aver agito per coscienza. In realtà sono convinto che l'ho fatto soltanto per vendetta. Mi dispiace, professore, ma non sono molto d'accordo con Mi lasci finire la Adesso prego. le dico io. Questa come esattamente- ragazza ha agito così per punire qualcuno, per vendicarsi abilmente contro individui precisi. Contro chi? Contro noi, è ovvio, mi pare. Vero, mia cara? Lei sa che in ogni società di capitalismo avanzato c'è nei giovani un potenziale rivoluzionario che noi esperti cerchiamo di prevedere attraverso indagini statistiche. Su 100 giovani, come lei, signorina, il 30% ha un discreto potenziale. Naturalmente bisogna distinguere la classe sociale. Professore, lei cade in amore quando parla di statistiche. Voi avete bisogno di noi, perché su di noi riversate la vostra carica rivoluzionaria. Noi abbiamo bisogno di voi, dei vostri capricci e dei vostri esibizionismi. Un potere senza i suoi enfant terrible è un potere incivile e destinato a perire. Cara, io sono un vostro ammiratore. Sicché, signorina, lei fa parte di un nuovo gruppo rivoluzionario fuori del nostro controllo. La prima cosa da scoprire sono i mezzi coi quali si rivolgono alle masse. Signorina, avete dei manifesti, degli slogan? Hanno il segno del pesce. Ma che diavolo significa? No, questa qui non parla. Farà parte del loro programma. Programma utile, forse, visto che il materiale di propaganda dei rivoluzionari viene così spesso utilizzato dalla pubblicità, dalla moda, dallo spettacolo. Mia cara ragazza, lei diventerà un personaggio pubblico. La signorina ha tutti i requisiti per diventarlo. Esiste senz'altro una piattaforma per un dialogo tra noi e lei. Certo, dal momento che discendiamo tutti dagli stessi maestri, io sono sicuro che troveremo facilmente qualche punto di contatto, anche se credo che il vostro programma sarà molto azzardato. Che sia azzardato non c'è dubbio. Non risponde proprio. Non capisce, non ci ascolta nemmeno. Chissà che lingua parla. Non ha importanza, troveremo la comune madrelingua.
È vero che non parlate, e in questo, signorina, vi siete dimostrati più abili di tutti gli altri, però devo dire... Ma è una posa, prima o poi si stancherà. Certo, parlerà. Ma non c'è fretta. Vedete, l'errore della polizia è proprio quello di aver fretta. E poi tratta i rivoluzionari come delinquenti comuni. Io ho sempre sostenuto invece che vanno trattati con delicatezza, che vanno capiti, che vanno osservati. Insomma, bisogna studiarli.
Pattuglia 21 a centrale, pattuglia 21 a centrale. Siamo nella zona B4. Il soggetto non ha preso contatto con nessuno, cerca sempre la ragazza. Passo. Permette? Prego, tenga. Grazie. Facciamo a turno. Come vuole. Dia a me. Grazie. Se non le spiace, tocca a me. Vieni a vedere, tutto procede come previsto. Non pensarci, passerà presto. Comunque rilassati. Adesso è faccia vedere. Scusi, Io non ho visto. Lei ha già guardato quello che... Senna! Senna! Indietro, non si passa, fermo. L'ordine è ristabilito. Call me cannibal, I won't die. Savage cannibal, I won't die. Crazy cannibal, I won't die. Pagan cannibal, I won't die. I'm as happy and wild and free as a man was once meant to be. So I won't die, I won't die. Kill me if you can, I will never lie down dead. I'll just fly away on my sky blue horse. I'll just fly away, happy that my mind is free. Call me a cannibal, I won't die. Savage cannibal, I won't die. Crazy cannibal,